Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci, ci incontriamo quest'oggi nella luce della Pasqua che abbiamo celebrato e continuiamo a celebrare con la liturgia. Per questo nel nostro itinerario di catechesi sulla speranza cristiana, oggi desidero parlarvi di Cristo risorto, nostra speranza, così come lo presenta San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. L'Apostolo vuole dirimere una problematica che sicuramente nella comunità di Corinto era al centro delle discussioni. La risurrezione è l'ultimo argomento affrontato nella lettera, ma probabilmente in ordine di importanza è il primo. Tutto infatti poggia su questo presupposto. Parlando ai suoi cristiani, Paolo parte da un dato inoppugnabile, che non è l'esito di una riflessione di qualche uomo sapiente, ma un fatto, un semplice fatto che è intervenuto nella vita di alcune persone. Il cristianesimo nasce da qui. Non è un'ideologia, non è un sistema filosofico, ma è un cammino di fede che parte da un avvenimento testimoniato dai primi discepoli di Gesù. Paolo lo riassume in questo modo. Gesù è morto per i nostri peccati, fu sepolto e il terzo giorno è risorto ed è apparso a Pietro e ai 12. Questo è il fatto. È morto, è sepolto, è risorto, è apparso. Cioè Gesù è vivo. Questo è il nocciolo del messaggio cristiano. Annunciando questo avvenimento, che è il nucleo centrale della fede, Paolo insiste soprattutto sull'ultimo elemento del mistero pasquale, cioè sul fatto che Gesù è risuscitato. Se infatti tutto fosse finito con la morte, in lui avremmo un esempio di dedizione suprema, ma questo non potrebbe generare la nostra fede. È stato un eroe. No. Ha morto ma è risorto. Perché la fede nasce dalla resurrezione. Accettare che Cristo è morto ed è morto crocifisso non è un atto di fede, è un fatto storico. Invece credere che è risorto, sì. La nostra fede nasce il mattino di Pasqua. Paolo fa un elenco delle persone a cui Gesù risorto apparve. Abbiamo qui una piccola sintesi di tutti i racconti pasquali e di tutte le persone che sono entrate in contatto con il risorto. In cima all'elenco ci sono Cefa, cioè Pietro, e il gruppo dei 12, poi 500 fratelli, molti dei quali potevano rendere ancora la loro testimonianza. Poi viene citato Giacomo, ultimo della lista come il meno degno di tutti, è lui stesso. Paolo dice di se stesso come un aborto. Paolo usa questa espressione
perché la sua storia personale è drammatica, ma lui non era un chierichetto, Lui era un persecutore della Chiesa, orgoglioso delle proprie convinzioni. Si sentiva un uomo arrivato con un'idea molto limpida di cosa fosse la vita con i suoi doveri. Ma in questo quadro perfetto, tutto era perfetto in Paolo, sapeva tutto. In questo quadro perfetto di vita, un giorno avviene ciò che era assolutamente imprevedibile. L'incontro con Gesù risorto sulla via di Damasco. Lì non ci fu soltanto un uomo che cadde a terra, ci fu una persona afferrata da un avvenimento che gli avrebbe capovolto il senso della vita. E il persecutore diviene apostolo. Perché? Perché io ho visto Gesù vivo, io ho visto Gesù Cristo risorto. Questo è il fondamento della fede di Paolo, come della fede degli altri apostoli, come della fede della Chiesa, come della nostra fede. Che bello pensare che il cristianesimo essenzialmente è questo. Non è tanto la nostra ricerca nei confronti di Dio, una ricerca in verità così tentennante, ma piuttosto la ricerca di Dio nei nostri confronti. Gesù ci ha presi, ci ha afferrati, ci ha conquistati per non lasciarci più. Il cristianesimo è grazia, è sorpresa e per questo motivo presuppone un cuore capace di stupore, un cuore chiuso, un cuore razionalistico e incapace dello stupore e non può capire cosa sia il cristianesimo. Perché il cristianesimo è grazia e la grazia soltanto si percepisce, più si incontra nello stupore dell'incontro. E allora, anche se siamo peccatori, ma tutti noi ne siamo, se i nostri propositi di bene sono rimasti sulla carta, oppure se guardando la nostra vita ci accorgiamo di aver sommato tanti insuccessi, nel mattino di Pasqua possiamo fare come quelle persone di cui ci parla il Vangelo, andare al sepolcro di Cristo, vedere la grande pietra rovesciata e pensare che Dio sta realizzando per me, per noi tutti, un futuro inaspettato. Andare al nostro sepolcro, tutti ne abbiamo un pochettino dentro. Andare lì e vedere come Dio è capace di risorgere da lì. Qui c'è felicità, qui c'è gioia, vita, dove tutti pensavano ci fosse solo tristezza, sconfitta e tenebre. Dio fa crescere i suoi fiori più belli in mezzo alle pietre più aride. Essere cristiani significa non partire dalla morte, ma dall'amore di Dio per noi, che ha sconfitto la nostra acerrima nemica. Dio è più grande del nulla e basta solo una candela accesa per vincere la più oscura delle notti. Paolo grida:
riecheggiando i profeti: dove, o morte, la tua vittoria? Dove, o morte, il tuo punizione? In questi giorni di Pasqua portiamo questo grido nel cuore, e se ci diranno il perché del nostro sorriso donato e della nostra paziente condivisione, allora potremo rispondere che Gesù è ancora qui, che continua a essere vivo fra noi, che Gesù è qui in piazza con noi, vivo e risorto.